Non possiamo continuare ad apprendere tramite le conferenze stampa le decisioni politiche su un tema così fondamentale e dove, ricordo, non c'è stato un progetto di legge della consigliera Ostanel, ma un progetto di legge di iniziativa popolare che ha raccolto più di 9.000 firme. Allora, apprendere attraverso conferenze stampa e non all'interno del Consiglio regionale cosa la Giunta intende fare per regolamentare il fine vita in questa regione, quindi dare tempi certi e procedure chiare, io credo sia molto grave. Quindi chiediamo al Presidente, come capigruppo di opposizione, di riferire in aula su un tema così fondamentale per il futuro di questa regione. La Corte Costituzionale ha delineato molto bene quali sono le caratteristiche perché una persona possa fare richiesta di suicidio medicalmente assistito. Quello che si chiedeva alle regioni, in mancanza di una regolamentazione nazionale, di una legge nazionale, è la definizione di una procedura, perché la Corte Costituzionale non procede nelle singole tappe, non parla di tempi, però abbiamo visto che è necessario che una persona si confronti con a chi devo chiedere, quanto devo aspettare, quando mi risponderanno, cioè tutte domande della pratica sanitaria per cui la Regione è competente. Noi ci sentiamo di fare un appello veramente accorato al nostro Presidente Zaia, perché se ha espresso questo suo sostegno alla nostra iniziativa, che ricordo è un'iniziativa popolare, sono tantissime persone che l'hanno sostenuta e che la vogliono, se il nostro Presidente ha espresso questa sua adesione, ha anche la possibilità, e lo invitiamo, a lavorare politicamente, strategicamente all'interno del suo gruppo per arrivare alla delibera di giunta. La Regione Toscana dimostra che questo è possibile, ma soprattutto la Regione Emilia-Romagna dimostra perché hanno deliberato tramite giunta.